Ciao ragazzi, benvenuti in questo episodio speciale di Salotto Siciliano. Anzi, che dico, le storie del Val di Noto. In questo momento noi siamo all'interno del cortile del Castello Reale di Noto Antica. Guardate la bellezza di quello che rimane del castello. E ora noi andremo a parlare insieme a Vincenzo riguardo a tutto quello che c'è da vedere qua dentro. Andiamo! Ciao Roberto, Benvenuto di nuovo alle storie del Val di Noto. dottore, buonasera. Dove siamo in questo momento? Siamo dentro una cella, Ok. di quella parte di costruzioni che facevano dell'area interna del castello utilizzate per i detenuti. Esattamente questa stanza, vedi, ha un ingresso e i buchi per Sì. i pali, per delle sbarre, quindi è proprio una cella A tutti gli effetti. con delle sbarre che da questa parte ma anche da quest'altra c'è addirittura un sedile, vedi che c'è Sì. lungo tutto un sedile per ospitare comodamente Sì, per fare un salotto, forse come il nostro salotto. Diciamo un salotto un pochino più malfamato, mettiamolo così. Esatto, un salotto un po' più malfamato. Ora ci accomodiamo in questo salotto dove i detenuti passavano tempo anche attraverso questi giochi. Ok, questo qua Che- cos'è? C'è presente il dietro della dama? Quella specie di tris sì. Con, ed è questi- comunissimo. Ci sono, eccole qua un altro. quadrati concentrici. Esatto, i 3 quadrati con la croce che muovevi, e hanno trovato pure le pedine che erano generalmente Ok. pietre colorate o ossicini colorati. Allora facciamo una cosa lo dico anche al pubblico da casa. Noi ora andremo ad inquadrare tutti i dettagli tramite l'ausilio di un'altra videocamera. Quindi E allora, i dettagli li vedremo qui, perché qua c'è una storia incredibile. ok. Assolutamente anche poco studiata, ce ne stiamo occupando proprio da pochissimo tempo per cercare di individuare le tipologie di navi che sono rappresentate qui, sono delle galee comunque, e a quale battaglia si possono riferire. Ok. Sono, guardale qua attentamente, ecco qui queste lunghe imbarcazioni a remi con degli alberi e delle vele di traverso, vedi così, che è tipica struttura delle galee del 500, eccola qua, con una vela triangolare anteriore. E aspetta, che ecco, approfittiamo dell'orario per la luce radente Che fa che evidenziare i esalta, dettagli. esattamente. E qui vedi abbiamo una grandissima imbarcazione di questo tipo, di questa grande galea, e da qua ci fa riflettere una cosa: nelle Cosa? galee ci stavano i galeotti. Ah, certo, assolutamente. E quindi si tratta, i rematori di queste grandi imbarcazioni da cui dipendevano le tecniche di combattimento di queste navi, erano dei prigionieri, e probabilmente prigionieri che sulla terraferma hanno scontato parte della pena in questa stanza, in questa prigione, sono andati a finire su una galea e viceversa. In questo caso vediamo, sembra una grande vela triangolare, Ok. addirittura con il suo decoro come se avesse delle strisce colorate e delle bandiere. Queste bandiere cosa rappresentano? Ma sembra uno scaccato, Ok. cioè, quindi una bandiera a scacchi. E il dettaglio interessante è qui, sul castello di Poppa, Sì. c'è una figura Ah, ecco. e una croce di Malta, una croce patente, una croce di Amalfi, cioè alla maltese, con le punte forcute, e come se stesse salutando qualcuno sulla terraferma. A sua volta qua ancora un'altra galea, con la vela sempre con le strisce, e tutta
la parete di questa cella è interamente decorata da imbarcazioni, Ok. sempre di questa tipologia. Quindi qui tutti questi segni che vediamo sono tutte Tutti, barche, vedi, questo che sembra qua, navi, tutti galere. questi sono tutti i remi, Ok. Ah, ok. tutti i remi, quindi grande struttura, grande Sì, galea sì, sì. e i remi e gli alberi. Mhm. Generalmente avevano Sì. 3 alberi. Poi qualcuno si è passato tempo pure a rappresentare Sì, questa qua io già l'avevo una vista. figura a 3 volumi. Poi il tizio che rappresenta il suo organo. Ah, ok. Ah, Cioè questo si è mantenuto noi prima nel vedendo... tempo. Sì, è lui. Sì, è lui, è lui. Diciamo Quindi, queste tradizioni... questa Sia di imbrattare così. Queste tradizioni rimangono intatte nel tempo. non le abbiamo fatte al liceo, già c'era nel liceo di disegnare nel quaderno del compagno O nel muro Questo direttamente. lo facevano e lo vedremo anche nella torre. Ce ne sono Nella altri. torre. Qua sotto ancora, vedi, nel sedile un altro di quei tris, Ok. eccolo qua. E continuiamo con Mattia, ci accomodiamo nel salotto siciliano con un tris nel mezzo, uno da questa parte, uno da A questa posto, non mi c'è pronti sentito. a giocare un'altra partita e a passare le interminabili giornate che passavano i detenuti qua dentro. E quindi Vincenzo adesso dove andiamo? Adesso andiamo a vedere un'altra chicca che sono le iscrizioni dei detenuti dentro la torre. Quindi Benissimo. dentro la torre. Esattamente. Io non ci sono mai stato dentro la torre. Dentro la torre maestra grazie a Ho questa. un permesso speciale, quindi andiamo, seguiteci. Siamo all'interno della torre del castello, di quello che rimane del castello di Noto Antica. E qui troviamo Delle iscrizioni. Sono dei lapicidi scritti sempre dai detenuti. Spesso i detenuti, guarda, cominciamo a dare dei dettagli. Spesso i detenuti hanno degli stemmi nobiliari. Ok. Questo è proprio quello dei Landolina. Significa che in realtà non erano dei ladri di galline, ma spesso erano persone facoltose, detenuti politici che Ok. venivano messi in gattabuia per strani motivi. Difficilmente un rubagalline finiva qua. Qua perché diciamo abbiamo- erano persone più scomode. sì, erano più eventi appunto, potremmo dire, di rivalità fazionistiche politiche. E quindi abbiamo iscrizioni degli anni della fine del 500, 1557, Cola Zuppello viene carcerato. Altre chicche sono legate alla lingua, spesso poi abbiamo alcune in latino. Ok. Sepoltura vivorum gaudium inimico, sepolto vivo per la gioia dei nemici. Questa iscrizione identica c'è al castello di Forte Sant'Angelo a Malta, A Malta. dove fu detenuto Caravaggio. Ok. C'è una situazione identica, di iscrizioni simili. Ma Infatti nel abbiamo- 1600 il latino era conosciuto da chi? chiaramente dall'elite. Dall'elite, ok, quindi. Perché tutti gli altri parlavano in siciliano. Eh. Mariano di Filippa, Vinni Carcaratu. Quindi nel questo qua non era- 1596. Vinni Carcaratu, febbraio 1600. Hieronimo di Blasi, Vinni Carcaratu, febbraio 1620. Interessante vedere il font, cioè il font anche, sì. il modo in cui sono stati scritti. Cioè la Molto differenza. regolare, vedi che ci sono addirittura le linee per uniformare il tratto. Sì.
Clemente Dingli, maltese, 1675, quindi fino a poco tempo prima del terremoto, il signor Clemente Dingli da Malta finisce in Gattabuia a Noto. Pazzesco. Questo per darci l'idea dei legami. Don Masino Rasu, Tradituri di Lorenzo, cioè, quindi sono storie incredibili. Ne abbiamo selezionate già un bel gruppo, Sì. di queste storie straordinarie. Qua ci sono accenni a storie davvero incredibili. Qua c'è un'altra croce di Malta con un cuore, i crocifissi si sprecano, ce ne sono tantissimi. Qua c'è un volto. Abbiamo selezionato un volto, sì, qua c'è un volto. Sì. Abbiamo selezionato. Pazzesco. Sì, esatto. Perfetto. Sembra Dante comunque. Sì, sembra uno con un turbante, Sì, capelli sì, lunghi, sì. non so. Però abbiamo selezionato perché li stiamo cercando di studiare, perché alcune volte sono delle vere storie. Ecco, entriamo pian piano. Entriamo dentro la torre. Ricordiamo che la torre fu costruita nel 1430 per volontà di Pietro d'Aragona, duca di Noto, per sistemare quest'area del castello che era già ben imponente e fortificata, ma aveva bisogno di un punto di osservazione che dominasse tutta la costa, e dalla sommità della torre si vede tutta la parte meridionale della Sicilia. Quindi sicuramente qua c'erano delle scale. Esattamente, quindi sicuramente c'era una connessione con la parte alta, a vari livelli. Questa è una classica finestra, invece un'apertura diciamo militare, una feritoia, e sicuramente qualcosa sarà legata al fatto che abbiamo trovato diverse scale in pietra, proprio tra i materiali di risulta dello sbancamento degli anni 80, quando fu ripulita quest'area. E la copertura invece immagino che ci sia in stata legno, sicuramente in legno, o anche a vari livelli ci saranno stati anche dei piani, dei mezzi, dei solai in legno, delle travature, che e ci sono degli attacchi, sembra, vedevo queste più esatto. piani. Quindi E anche qui storie incredibili, poesie, storie di detenuti che ci hanno lasciato altri volti, un signore con tanto di scimitarra, un'altra traccia, e vedi, guarda in alto è la mano, una mano con un palmo aperto, sì, e tante croci, guarda queste tante croci incise là a vari livelli, e dei lapicidi che invece, voglio arrivare a fartelo vedere, questo simboletto, questo lapicida è legato al marchio di fabbrica del concio, cioè chi ha estratto questo concio lo ha firmato. Sono comunissimi a Castellomaniace e molte fabbriche antiche di grandi costruzioni. C'è un anello, guarda, qua questa quota c'è un anello di croci, praticamente quasi una per concio. Vero. Un anello di croci, Anche lì si si vede, lì eccole qua, sì, a questa quota. E poi a fare compagnia un teschio, pazzesco. un teschio qua sotto, e tanti disegni ancora da interpretare, e li stiamo correlando. Presto pubblicheremo questi dati e li stiamo correlando a episodi simili, ad altri carceri, ad altre situazioni. Ce ne sono in Puglia, ce ne sono a Malta, situazioni in cui per qualche motivo si è raccontata una battaglia, un episodio da detenuti.